Il pranzo lo dovete guadagnare. Ecco. Foto, come siamo messi? Bocca no. No, è il momento non corre, poi se dobbiamo ammazzare lui perché se non ci fa bene le riprese. Guarda. Allora, per accendere? Sì. Poi zoom. Avanti. Sì. E se premi ancora fa la foto. Ok. Ok? Poi. Tutto. Allora, le mettiamo gli occhiali o no? Puoi Mettili, guardare. dai. Se guardi qua dentro, Mettili. lo puoi guardare con quello. Ma che tecnologia! Guarda, due pulsanti devi premere. Fai Sono magari quasi un paio di impressione. prova, cioè scorciare il quadro verde. Se c'è Fai il due quadro prove, verde, ecco il flash. se ecco, c'è il non quadro vuoi verde lasciare lo puoi aperto questo scattare. direttamente così sta. Quindi non devo pensare al flash. No, non ci pensa lui in automatico. Ma le immagini vengono bene dopo? Vengono bene? Digitale perché le cassette sono digitali. No, perché dentro sembra che si vede Un po' arrabbiato. Ah, sì, un No, po'. non si vede. Hai grandi fiducia. Ma è così perché dopo. Sì, scusa, Ok. bene. Al massimo le cancelli, no? E dello Spirito Santo. Cari genitori, che nome date al vostro bambino? Per Andrea, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Andrea, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. Il suo nome io ti segno con il segno della croce, che è il segno dell'amore con cui Dio ci ha amati, il segno della nostra salvezza. E dopo di me, anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Era un modo di dire sì. Benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è mite per sempre, non rimane inadirato all'eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E ora non invochiamo solo questa assemblea che vediamo, ma invochiamo anche l'assemblea celeste, l'assemblea dei santi, perché ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E ora, fratelli e sorelle, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questo bambino rinasce sepolti con Cristo nella morte
e con lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. È lo Spirito che agisce in lui. E ora, cari genitori, padrino e madrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato. Andrea, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora funzione con il crisma, che è l'olio che anticamente veniva usato per consacrare i sacramenti. Fallo bene. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, Andrea, e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo corpo. Sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Andrea, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, porta la segno e ora l'ultimo atto, la luce dalla Pasqua di Cristo. Lo farà il papà. Da cielo ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Andrea, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce, perseverando nella fede e vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede a lode e gloria